Si è concluso con le discussioni delle tesi il primo ciclo di studio degli studenti Agoramundi nel corso di laurea triennale in mediazione linguistica e culturale presso il Consorzio di Agrigento. Il percorso ha previsto insegnamenti di alto livello culturale con docenti provenienti da diverse università italiane. I partecipanti hanno avuto anche la possibilità di concludere tirocini formativi presso strutture esterne come il Tribunale di Agrigento o l'Archivio di Stato, strutture turistiche ricettive, il Comune di Comitini. Per i neolaureati si prospetta un roseo futuro di inserimento nel mondo del lavoro. Allora, la cosa importante, a parte le lauree, oggi è l'annuncio dato dal vicepresidente della Regione Gaetano Armao che la Regione sta per istituire l'albo professionale per i mediatori culturali. Questo significa che praticamente dare dignità a questa professione. Significa che praticamente questi ragazzi che vengono fuori dal nostro corso di studi avranno delle notevoli possibilità in più di avere un'occupazione. Perché l'albo professionale, l'albo della professione è uno strumento importante. Vorranno la crescita del titolo di mediatore culturale è già cresciuto del 170%. Se questi mediatori possono venire fuori solo dalle università, capite benissimo che la laurea acquisterà un peso notevolissimo. Si continuerà nella programmazione? Certo, io spero che questa scuola abbia un radioso futuro, anche perché per la posizione di terra di confine della provincia di Agrigento di queste figure professionali noi qui ne abbiamo particolarmente bisogno. È un altro tassello che si aggiunge al mosaico dell'impegno istituzionale del Consorzio Universitario di Agrigento. In questo periodo abbiamo ottenuto degli importanti riconoscimenti e abbiamo avuto delle soddisfazioni per l'attività svolta e oggi possiamo dire che festeggiamo il completamento di un ciclo di studi, quello di mediatore linguistico, che oltre a rappresentare un'importante componente nel trasferimento delle conoscenze, nel trasferimento del sapere, nella formazione delle nuove generazioni, ritengo che rappresenti un elemento importante anche per le opportunità di lavoro che fornisce ai giovani di questa provincia e non solo di questa provincia. Noi viviamo in un contesto particolarmente delicato sul fronte della immigrazione, per quello che succede a Lampedusa, per i risvolti conseguenziali a Porto Empedocle, per cui credo che questo titolo, che fra l'altro a breve sarà riconosciuto anche con l'inserimento in un albo professionale, possa essere particolarmente importante ai fini dell'attività lavorativa. Siamo fermamente convinti che si dovrà continuare su questa strada, confermeremo il rapporto con questa scuola che porta alla formazione dei mediatori linguistici e culturali, continueremo con questo processo di crescita, tant'è che si aggiungeranno altri 2 importanti corsi di laurea a quelli già esistenti, quello di scienze della formazione primaria e scienze motorie, per cui continueremo a lavorare, come si suol dire, di buon grado, con buona lena, nella speranza che anche le altre istituzioni possano sorreggerci in un'attività che, diciamocelo francamente, non è facile da condurre, ma noi siamo volenterosi, siamo fortemente impegnati e confidiamo sia nella bontà degli uomini che nella provvidenza divina. Speriamo bene. Sì, oggi si completa un percorso che ha visto protagonisti tantissimi allievi, frequentanti il corso di mediazione linguistica e culturale voluto fortemente dalla Scuola per Mediatori Linguistici Agoramundi. Oggi si completa un primo ciclo di studi, una scuola che sta crescendo, che si sta affermando sia sul piano regionale ma in un ambito anche più vasto che è quello nazionale. La scuola è diventata punto di riferimento, i ragazzi hanno fatto i propri studi al massimo livello con un corpus di docenti che sapientemente è riuscito a mettere su il professore Marcello Saia.